Non una semplice fiera commerciale, la 55esima edizione del Vinitaly a Verona è una vera e propria capitale del sistema vino, settore strategico per l'Italia, in particolare per il Veneto, regione che rappresenta il 36% dell'export nazionale. Il vino da questo punto di vista è un vettore fondamentale non solo per la nostra economia agricola, ma anche per la nostra economia turistica. Se mettiamo insieme il fatturato di queste due realtà, 18 miliardi da un lato, quasi 8 dall'altra, insomma, capiamo che per noi è gran parte del PIL regionale. Villa Santi è un felice esempio del connubio vino-turismo. Lo splendido edificio di scuola palladiana del 1600 che ospita la sede dell'azienda a Crocetta del Montello è stato inserito tra le 100 cantine più belle al mondo, rendendolo parte delle migliori destinazioni enoturistiche. Questo riconoscimento per noi è stato veramente un grande orgoglio, perché è da anni che crediamo nelle visite aziendali, di creare cultura col vino e anche l'arte, quindi è un continuo diffondere e far amare nella moderazione del bere, quindi noi siamo sempre con il wine moderation, quello che è il nostro mondo delle bollicine. Sempre di più le aziende curano quello che è l'hospitality. Noi abbiamo iniziato negli anni 80 e facciamo più di 20.000 presenze all'anno. Il Prosecco tutto il mondo conosce, ma poche persone e consumatori conoscono il nostro territorio, dove si produce. Vogliamo ricordare quali sono i vini di punta di Villa Santi? Innanzitutto, come citavo, il Cartizia Rivetta, che è stato qualificata come miglior bollicina dell'anno nella somma delle guide che ci giudicano ogni anno in Italia. E poi il Prosecco Conegliano Valdobbiadene e l'Asolo. Ci colleghiamo con i nostri distributori e produttori nel mondo proprio per brindare a questo successo che ha avuto l'Asolo di OCG non solo in Italia ma in tanti paesi del mondo. Quanto vale per voi l'export? L'export per noi vale il 60% del nostro fatturato. Valorizzazione del territorio e rispetto dell'ambiente utilizzando pratiche vitivinicole sostenibili. Nel cuore delle colline UNESCO, a Conegliano, Serena Wines tiene viva la tradizione enologica guardando al futuro. Ecco le loro novità per questo Vinitaly. Siamo una famiglia ormai dal 1881 del Trevigiano, spostati nella terza generazione verso la zona di Conegliano, quindi verso la zona del Prosecco. Un'azienda importante, un'azienda che ha sempre cavalcato questa possibilità di produrre entrambe le denominazioni di OCG e DOC. Valorizziamo sicuramente anche il territorio. Che vino presentate al Vinitaly? In questa edizione presentiamo un DOCG Brut Extra Brut della nostra tenuta Ville d'Arfanta, una tenuta agricola di proprietà, un prosecco sicuramente delicato, fine, una fermentazione in autoclave lunga di 75 giorni, un prodotto importante perché è tagliato con lo Chardonnay per dargli un po' più struttura, residuo zuccherino molto basso per una bevuta moderna, molto secca. Il Vinitaly è l'occasione anche per presentare una partnership importante. Sì, abbiamo deciso in questa edizione anche come rilancio di fare un co-marketing importante con Recoaro, con il gingerino, e presentare l'Orange Dandy Spritz. Speriamo di poterlo presentare durante la stagione primaverile estiva nelle coste del Veneto e non solo, e farlo diventare una bevanda del 2023 e non solo. Quindi Prosecco e gingerino? Esattamente, Prosecco e gingerino. Soddisfatti di questo Vinitaly? Beh, direi che è una ripartenza importante. Vinitaly di grandi novità per Distilleria Castagnier, che con il suo spirito innovatore scommette sulla miscelazione proponendo Vento, il primo cocktail a base grappa. Con Samuele Ambrosi, che è un barman internazionale, abbiamo studiato per più di 2 anni questa ricetta. Finalmente questa ricetta prima ha soddisfatto noi, ma poi la commissione internazionale. Abbiamo dato un nome Vento, che vuol dire Veneto Trentino. Quindi abbiamo messo insieme anche, diciamo, la bravura di distillatori trentini insieme alla nostra. Oggi celebriamo questo risultato e subito si apriranno le porte, io dico, dei miglior locali del mondo. Ora tutti i barman del mondo dovranno saper fare Vento.
Beh, diciamo di sì, perché se vorranno avere nella lista un cocktail con la grappa, questo è il cocktail che ha passato l'esame, Perché è così fondamentale essere entrati nel mondo del mixology? perché è il mondo del futuro. Come si prepara Vento? Allora è banalmente un sour a base grappa, una grappa smooth, morbida come può essere casta in questo caso, assolutamente, con un cordiale alla camomilla che ha un infuso di camomilla, zucchero e alcol all'interno e uno sciroppo al miele, semplicissimo, spremuta fresca di limone, una bella shakerata energica ed è il gioco fatto. Ne abbiamo bilanciato territorio con la grappa, la camomilla che fondamentalmente è un flavor che lega molto a quello che è il nostro territorio e il limone che ne siamo ovviamente ambasciatori. Cin cin. Vinitaly 2023 chiuso con bilancio più che positivo per le imprese venete. La vera forza della manifestazione restano le aziende e i territori.